non ci saranno. Perché e allora, eccoci qua rientrati in studio. Allora, innanzitutto, prima di affrontare la questione legittima difesa, vediamo il sondaggio come sta andando, vediamo se la regia ci può proporre la grafica. Eccolo qua, la legittima difesa solo di notte, no, per l'81% dei nostri utenti Facebook, sì il 19%. Ora torniamo a ricordare ai nostri telespettatori che potete partecipare, potete votare accedendo tramite internet alle nostre pagine Facebook, quella della nostra trasmissione TV7 Match, quella del gruppo TV7 e quella di iReporter. Avete la possibilità appunto di votare e di dire la vostra su appunto questa legge sulla legittima difesa, che ha avuto il primo via libera a Montecitorio, ma che adesso è destinata a tornare a essere nuovamente votata, esaminata nell'aula del Senato. Allora, come si diceva in apertura, è uscita questa legge, si sono subito scatenate accese polemiche. Per alcuni è una legge assolutamente insufficiente. Gli stessi promotori della legge, Santini, io la coinvolgo subito a questo punto per parlare, allora, infatti il nostro sondaggio dice: ma legittima difesa solo di notte? Sembra che si possa sparare in casa a un intruso solo in orario notturno. È così? Non è così? No, non è così, ma facciamo un passo indietro, cioè perché nasce questa legge intanto? È bene che anche gli ascoltatori... Nasce, come ricorderanno molti ascoltatori, insomma alcuni casi sono successi anche in Veneto, da alcuni casi in cui la legittima difesa poi per varie motivazioni è stata sanzionata in maniera diversa, qualche volta con un rimborso spese, qualche volta addirittura con una condanna dai giudici. È riconosciuta un eccesso di legittima difesa, questa è la legge si pone l'obiettivo, questo è come descritto a caratteri cubitali nella legge stessa, si pone l'obiettivo di tutelare le vittime delle aggressioni, dei furti, delle azioni violente, diciamo, soprattutto nei luoghi in cui la gente vive, cioè abitazioni, uffici o luoghi di lavoro in generale. Bene, questo è l'assunto, quindi siamo da parte delle vittime, quindi quando qualche anche rappresentante di partiti politici dice che armiamo i colpevoli, gli aggressori, dice una cosa che dice sapendo di mentire, ma siccome probabilmente sa che ha orecchie attente in chi ha paura, specula sulla paura, che è un'operazione veramente disdicevole, soprattutto per chi fa politica, dovrebbe educare il popolo, anche le persone, insomma, a un rapporto con la comunità. Ma detto questo, e lasciando da parte la polemica, dalla parte delle vittime, e va esattamente cerca di definire in maniera chiara quando non c'è eccesso di legittima difesa, quindi quando è legittima la difesa, e dice testualmente, voglio anche leggerlo proprio testuale perché sta scritto così nella legge, dice testualmente che la legge prevede che in caso di aggressione di notte in casa, in negozio o in ufficio, o in caso di introduzione, sempre in casa, in negozio o in ufficio, con violenza, minaccia o inganno, sottinteso nelle altre ore della giornata, in cui si va in casa o in ufficio anche per altri motivi di normali rapporti, ma non si può andare con violenza, minaccia o inganno, la reazione verrà considerata legittima difesa. Cioè, a me pare un testo chiaro, però se non è chiaro, se sempre noi questione... siamo degli come dire, esteti della nostra madrelingua, siamo tutti novelli Dante che abbiamo bisogno di avere più chiarezza, vedremo, noi siamo bravi senatori, siamo saggi, siamo navigati, vedremo al Senato di trovare una formula che chiarisca anche i dubbi, ma a quelli che speculano su questo non potremo chiarire mai i dubbi. A chi invece in buona fede pensa che sia un po' confusa questa cosa, e la confusione forse è nata dal fatto di questo notturno, ma il notturno si spiega perché nell'abitazione, nell'ufficio e nel luogo di lavoro, di giorno, sono normali relazioni tra le persone, sì, che non si possono sanzionare se uno si introduce in casa, si dice è sanzionato se si introduci con minaccia, con violenza o con inganno, cioè con gli aspetti che vengono... Adesso sentiamo cosa piace o cosa non piace di questa... Ecco, detto questo, noto, e concludo in 30 secondi, che la legge ha avuto questi tipi di reazioni in Parlamento. C'è un fronte, la maggioranza che l'ha approvata,
con il senso di aiutare le vittime, come dicevamo prima, e poi ci sono come sempre i due estremi opposti, cioè c'è una parte che ha votato no, perché ritiene la legge poco protettiva delle vittime, in base secondo me a un equivoco, comunque si chiarirà. Se è possibile chiarirlo, e chi ha disponibilità di chiarirlo siamo disponibili a farlo, e una parte invece che vota no per il motivo esattamente opposto, che è troppo invece troppo favorevole alle vittime e quindi innescherà meccanismi di autodifesa violenta, eccetera, eccetera. Bene, Fare le leggi in Italia però non può essere quello che assecondiamo le punte e le pulsioni più estreme, dobbiamo trovare delle soluzioni che aiutino i cittadini, e questo serve la legge. Menegato, lei che impressione ha avuto? Io ho avuto... Come valuta più che impressione? Insomma. No, ho la stessa impressione, le stesse sensazioni di quando c'è stato il referendum costituzionale. Si devono fare le cose, si fanno in fretta, si fanno male. Ad ammissione stessa del segretario del Partito Democratico che ha detto io l'ho letta e ci ho capito poco. Pietro Grasso ha aggiunto per fortuna che c'è il Senato, quindi star qui a dire che la legge è chiara quando due esponenti che l'hanno vista e lavorano lì dicono il contrario, non so quale messaggio vogliamo mandare ai cittadini. Noi scriviamo la legge, anche se non si capisce fidatevi che va bene così, cioè stesso sistema, stesse persone che hanno portato allo sfacelo del referendum costituzionale. Abbiamo perso un anno e oltre in campagna elettorale per arrivare a nulla. Qui il tema è sicuramente importante, la legittima difesa per le ultime vicende va regolamentata molto meglio, ma se molto meglio vuol dire scriverla peggio, fatevi da parte, fatela scrivere a chi riesce a farlo meglio, non so. Negato, in casa è sempre legittima difesa, secondo lei, come secondo me cioè, se uno entra in casa, lo trovi in casa... Dipende da cosa si intende per legittima difesa, perché cioè uno si prende il rischio di venire in casa tua, questo deve essere il caposaldo di qualsiasi legge, cioè uno che fa una cosa che non dovrebbe fare accetta anche le conseguenze. Poi ci sono casi e casi, mi viene in mente dei racconti che mi faceva mio fratello quando lavorava per l'ENI, che dei colleghi andavano nelle case che era buio perché era saltata la luce e qualcuno ci è rimasto anche secco perché il personaggio col fucile viene fuori e spara, e là cosa fai? Cioè, bisogna non alimentare una violenza domestica, cioè che tutti si tengano la pistola, oppure in America ho letto oggi i bambini vanno a scuola con le pistole negli zainetti. Questo io personalmente lo aborro, perché vuol dire proprio legittimare chiunque, e la persona che ho davanti oggi può esserci, domani con la testa può anche svarionare, si trova una pistola certo, sono cose che poi quindi, però questo è l'idea. Chi deve scrivere proprio bene, perché poi la gente, ho letto oggi una battuta, allora se viene il ladro da me di giorno lo lego alla sedia e lo bastono di notte, allora cosa facciamo? Sì, beh, queste sono le vignette che spesso però, si trovano vengono suggerite da chi propone la legge. Sentiamo Donofrio cosa dice invece. Oddio, che devo dire, l'argomento è quella che è la sua impressione innanzitutto, è un tema, cosa manca, cosa si dovrebbe fare. È un tema molto sentito e che ci ha toccato da vicino, e soprattutto molto sentito a livello imprenditoriale e soprattutto nel commercio. Detto questo, andava affrontato il tema certamente anche alla luce dei recenti accadimenti. È il caso di monopolizzare il dibattito politico per tutto questo tempo intorno, come se l'Italia non avesse problemi più importanti di cui occuparsi. Secondo me l'argomento andava affrontato con più rapidità, determinazione, senza sollevare un polverone. Il vero tema è che è un argomento molto mediatico, okay? E soprattutto in un clima da campagna elettorale permanente è un argomento che mobilita i follower, mettiamola così. È svilente, a mio avviso, perché si va, come ricordava il senatore Santini, a fare una speculazione sul dolore di tante persone che hanno visto alla tragedia aggiungersi altre tragedie. Detto questo, il principale dei problemi, che poi riguarda soprattutto i nostri associati, la nostra rappresentanza nell'industria, è prevalentemente legata alla giustizia, all'incertezza dello Stato di diritto che abbiamo in Italia. Questo è il tema. Io devo sapere che nel nostro territorio le leggi vengono rispettate e chi non le rispetta incappa in una condanna certa.
E questo è il primo problema, perché l'incertezza dello Stato di diritto frena tutto, frena la crescita, frena gli investimenti, frena la capacità di dialogare con altri paesi che si definiscono occidentali, che mettiamola così, si dovrebbero definire sviluppati. E guardate, questo è un tema fondamentale e spinoso, non solo dal punto di vista penale, ma io guardo soprattutto la giustizia civile. Noi sappiamo che in caso di problemi ci andiamo a trovare in un tribunale a affrontare una causa civile, sappiamo quando entriamo, non sappiamo mai poi mai quando ne saremo venuti fuori. E quindi sono innumerevoli, potrei stare qua a annoiare tutti quanti di esempi di conflittualità sfociate in tribunale dove le aziende sono fallite molto prima di arrivare a un giudizio. Stesso problema nell'ambito del penale, noi sappiamo che soprattutto nelle attività che hanno maggiormente a che fare col pubblico, e col pubblico non intendo lo Stato ma intendo il consumatore, sappiamo che spesso e volentieri il piccolo imprenditore o l'esercente non denuncia per problema di ritorsioni, sapendo che in Italia c'è un problema di certezza della pena. Moscatoba, allora andava fatta una proposta più forte secondo lei, quindi dare una maggiore libertà di reazione ai cittadini nella loro abitazione? Io proverei per un attimo a simulare un'ipotesi, cioè che aggiungendo a quanto detto da Giorgio Santini prima, la legge prefigura che mi posso difendere in casa H24 e non ho il problema della legittima difesa. Allora il test che io farei è, in questo caso il sondaggio, e chiederei: abbiamo risolto il problema nel momento in cui mi posso difendere in casa H24 con la mia pistola? Io in quel caso al test risponderei no. Perché diventa un falso problema, perché è polarizzata l'attenzione sul fatto che se io mi difendo, a me sono concesso che sto ad aspettare il ladro con la pistola pronta, che più delle volte è il ladro che aspetta me intanto che dormo, magari, no? Però a me sono concesso che questo possa accadere, io non avrei risolto il problema della giustizia, il problema della sicurezza, il problema del controllo del territorio. Però tutti focalizziamo l'attenzione su questo aspetto, ma risolto questo aspetto abbiamo risolto gli altri problemi. Io mi accontenterei molto di più che venissero affrontati gli altri problemi, che sono il controllo del territorio, che sono i tempi di giustizia, che sono la certezza della giustizia e la certezza della pena. Personalmente non mi affeziono a questo tipo di problemi. Professor Casen, mi associo perché il problema non è l'autodifesa, il problema è che siamo nelle condizioni di doverci difendere, cosa che 20 anni fa non era così pressante il problema, oggi diventa pressante e diventa pericoloso. Faccio un esempio: da noi sono venuti, hanno sfondato finestre, porte, hanno demolito un sacco di cose, è stato preso il responsabile perché peraltro aveva lasciato la giacca, si era dimenticato, si era affaticato, e quindi mi hanno chiamato, il giudice, il GIP mi ha chiamato per sapere, dopodiché sono passati 5 anni, non è successo più niente. Questo ha fatto più danni che furti, perché qui non c'è da rubare, se uno porta via la telecamera, ma cosa se ne fa? Quindi questa ne potrei citare 5 avvenimenti all'interno di questa azienda successi, questo era il più grave, ma che non dà corso, la giustizia non dà corso a queste cose, anche se poi i responsabili vengono presi. Quindi è un incoraggiamento, puoi fare il reato, poi te la cavi con poco. Ed è nota la famosa telefonata intercettata in Romania, dove dice: andiamo in Italia, tanto qui ti menano, ma là invece qualsiasi cosa faccia te la cavi sempre. Ecco. E la lentezza della giustizia, quindi questa lentezza della giustizia ricade sul Senato, sulla Camera. Il Senato ce l'abbiamo sempre con i politici, ma il politico non può fare una legge che preveda tutto in qualsiasi caso, e l'America non insegna, perché questo vuol dire generare una economia di guerra
è un'economia di armi che poi quando si innesca diventa impossibile da tornare indietro. Quindi io sono contrario a una legge troppo dura, però bisogna che lo Stato sia presente con la legge, sia presente con le forze dell'ordine che non devono essere... C'è un rischio quindi che una legge troppo dura inneschi un business non solo, delle ma armi? è più rischiosa, perché c'è anche un altro aspetto: uno, sapendo che può trovare l'uomo con la pistola all'interno, spara per primo, no? E se metto una pena troppo alta, allora mi conviene sparare, tanto alla fine me la cavo lo stesso. Cioè, ci sono una serie di fattori che sono negativi nel fare questo tipo di legge, che deve prevedere tutta una serie di cose. Poi è chiaro che il distinto di pancia, la gente dice io voglio difendermi, e ha perfettamente ragione, però non dobbiamo metterle in queste condizioni. Certo. E questa legge nasce da una vecchia legge fascista del 1930, no? Dove imposta la non possibilità di avere una legittima difesa, perché altrimenti lo squadrista che veniva a casa tua per menarti poteva trovare uno armato dentro che ti sparava, no? E quindi, seconda cosa, un'etica dello Stato tipicamente fascista, che diceva lo Stato ti difende perché lo Stato fa tutte le cose per te, quindi tu devi fidarti dello Stato e non ti devi difendere. Eravamo un'altra epoca. Quando negli anni 70 fu riproposta questa legge, la modifica alla legge, ci fu un no, perché? Perché eravamo all'epoca delle Brigate Rosse, delle Brigate Nere, di tutte queste cose del 68, eccetera, e quindi mettere in mano delle pistole, giustificare la presenza di una pistola in mano a qualcuno non era piacevole a quell'epoca. Oggi noi abbiamo la difesa giustamente degli immigrati, ma sempre meno abbiamo la difesa del cittadino, che questa è la cosa grave. Certo, abbiamo una telespettatrice che è in attesa. Buonasera signora, se gentilmente ci dice il suo nome e da dove chiama. Non abbiamo il ritorno in studio. Pronto? Sì, buonasera, sono Carlotta da Mestre. Può ripetere il nome gentilmente? Pronto? Sì, adesso la sentiamo bene, prego. Alza un po'. Sì, buonasera, sono Carlotta da Mestre. Prego signora, ci dica. Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo. Abbassi la televisione se ce l'ha col volume alto e ascolti dal telefono, che così sente meglio. Io non sento niente, non so se posso parlare. Prego, sì. Eventualmente la possiamo richiamare. Sì, Va bene, allora parlo, però non so... Aspetti, la richiamiamo okay. Tra poco. Ecco. Adesso non so se abbiamo un altro telespettatore, telespettatrice. Vediamo se riusciamo. No, ecco, non rispondono, per cui vabbè, adesso recupereremo la signora di Mestre. Dal lago, se le entrano in casa di notte e lei si sveglia, cosa fa? Oddio, perché il problema, certo, il problema nasce da questo alla fine, no? Cioè, nel senso che quello di cui un conto è parlarne, un conto è trovarsi nella situazione, di trovarsi a letto. Allora io con la moglie, certo. I figli, entrano i ladri, che cosa fai? Cioè, allora, io invece ho un'idea leggermente diversa, cioè, in buona sostanza non sono contrario a chi si acquista le armi e le acquista per difendersi. Ritengo però che la privatizzazione della difesa sia un elemento, personalmente lo ritengo pericoloso. Sono convinto che abbiamo delle ottime forze dell'ordine. Quando anche noi, subendo dei furti, abbiamo avuto la necessità poi di avere un intervento rapido, devo dire che sia i carabinieri che la polizia ha risposto in tempi molto rapidi. Ciò che vedo è invece l'utilizzo di forme ingannevoli per derubare le persone magari anziane, molto spesso anche cittadini come noi, ed è evidente che a quel punto, se ti entrano in casa, come è successo da noi, dicendo
suo figlio ha subito un grave incidente e mia madre apre, ma insomma tu gli spari? Ecco, la domanda è se il figlio fosse con la madre e avesse una pistola, probabilmente eserciterebbe nei confronti, in questo caso del truffatore, un tipo di azione estremamente spropositato, anche se, ripeto, il primo momento è quello della rabbia, no? Però ecco, la risposta sarebbe eccessiva. Do atto del fatto che in questi anni comunque ecco, direi che gli aspetti più preoccupanti, ovvero gli omicidi, si sono notevolmente ridotti, nonostante la preoccupante condizione di minor controllo del territorio da parte delle nostre forze di polizia. Certo, i quali sappiamo che sono in difficoltà. Sì, hanno strutture ormai abbastanza datate, spesso il personale non è più giovanissimo ed è evidente che da questo punto di vista, insomma, un intervento anche da parte di chi governa il nostro paese dovrebbe essere molto 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 attento, questo sì, ma insomma grande fiducia anche a loro ancora, grande. Certo. Professor Casen, secondo lei cioè quando uno entra in casa senza essere invitato, a un certo punto non lo fa a suo rischio e pericolo? Cioè non sarebbe giusto riconoscere alla fine c'è una proprietà, se entri il problema è tuo? Oppure chi è in casa deve iniziare a dire ma questo qui viene, ma c'ha il coltello, ma c'ha il bastone, ma c'ha... Il problema è riduttivo rispetto alla complessità, perché può essere il postino giustamente, può essere il vicino di casa, può essere quello che mi rompe le scatole per l'ennesima volta perché vuole vendermi qualcosa, e può essere il delinquente invece che viene lì e vuol fare anche del male. E non gliene frega niente di farti del male, perché è importante che poi tanto non la paga e se la cava sempre. Ecco. Noi abbiamo avuto esempi anche sulla zona della periferia di Padova, dove prendevano di mira una sola strada e facevano fuori tutto, cioè andavano, rubavano, sapevano loro che la gente andava via, dove c'era, se c'era, eccetera, e metodicamente hanno rubato, con metodo, con organizzazione, eccetera. Ma, non possiamo dire che sono gli italiani fatti così, io non me li ricordo, insomma, poi abbiamo avuto dei grandi delinquenti all'epoca, insomma, dove c'è stata... Ma il problema è che abbiamo una società in trasformazione dove c'è l'apporto di persone che stanno fuori e che non hanno, eticamente, non sono predisposte a mantenere un rapporto e considero l'Italia una terra di conquista. Di conseguenza fare una legge solo per queste persone rischiamo di inasprire i rapporti tra i soldi. Questo è un aspetto, ci sono tante altre leggi fatte, se magari possiamo ricordarle, anche perché questo riguardava il tema della legittima difesa. Certo. Poi c'è stata la legge che ha inasprito le pene per le aggressioni nelle case, la legge che ha finanziato l'installazione di telecamere in tutti quanti i quartieri in modo che ci sia la prevenzione. Proprio l'altro giorno abbiamo provato una legge sulla sicurezza urbana che dà la possibilità ai sindaci di intervenire in maniera più seria su tutte le varie forme, compresa quella di quelli che prendevano i quartieri, eccetera. Quindi voglio dire, il tema, adesso ci siamo focalizzati sul tema della legittima difesa perché è il tema del giorno, se ne parla per quella, diciamo, è stata votata, per quel fraintendimento che andrà corretto e che spiegherà, però tutta la legislazione degli ultimi 2 anni, 3 anni è tesa a trovare un equilibrio tra l'azione di prevenzione, fondamentalmente, l'azione di repressione dal punto di vista del collettivo, quindi le forze dell'ordine o le pene, e nei casi in cui serve, ed serviva perché ci sono state queste sentenze che hanno creato un sacco di problematiche, no? Quando puniscono quello che si è difeso, quello che si è ribellato, quello che ha sparato, che rendevano necessario di precisare meglio quando la reazione è legittima, e questo è il senso di questa legge, né più né meno. Quindi troveremo, al di là del quadro che lei ha presentato, però nell'opinione pubblica resta questa
sensazione, quindi qui c'è il problema della percezione, no? Dell'insicurezza, forse è quello il problema che resta. Sì, ma questo, ripeto, esattamente, rende necessaria un'azione a 360 gradi, cioè non solo sull'argomento specifico, no? Perché per esempio, non so, 2 mesi fa è venuta fuori questa cosa che a Treviso, cosa è successo? Un intero quartiere si è autotassato per pagarsi un vigilante, no? Cioè, in qualche altra parte del mondo, come sapete, in certi quartieri addirittura si blindano le entrate, no? Si entra solo in un certo modo, in alcuni stati si entra nelle case solo digitando non il telefono, il campanello, ma un codice segreto che conoscono solo quelli che i padroni di casa hanno piacere che, cioè, ci sono sistemi più vari ormai, quindi adesso qui noi in Italia siamo un paese diverso, allora c'era una pena effettivamente troppo bassa che permetteva che la prima volta che ti prendevano con furto o con scasso, tu il giorno dopo uscivi con la condizionale. Questa pena è stata aumentata in modo tale che uno che entra in casa, che ruba, aggredendo o no i presenti, perché magari ruba quando non ci sono, ma ruba con furto o con scasso, va in galera e ci rimane. Questa è una legge dello Stato con la riforma del codice penale, e altre cose sono state fatte. L'insieme porta a tentare di dare, appunto, combattere la percezione di insicurezza che hanno le persone. Abbiamo una signora, la signora Michela che è in attesa. Buonasera signora Michela. Buonasera a tutti voi, agli editori in particolar modo. Avete parlato all'inizio della trasmissione di un'università del sapere, dell'insegnare, ma non avete detto dell'università del fare, perché l'umanesimo porterà tante belle parole, però poi se non si sa fare con le mani non si va da nessuna parte, anche perché qualcuno diceva di Garibaldi che ha fregato il re delle 10 figlie, che era molto più avanti con ferrovie e quant'altro. Oserei ricordare che Garibaldi, vedi spigolatrice di sapri, ci dice che è arrivato dal mare, e per questo vi dico che la Repubblica Serenissima di Venezia era maestra proprio nel costruire barche, galee, navi e quant'altro. Mi piacerebbe che qualcuno facesse il conto a spalle, andando avanti, di quanto ci hanno rubato tra Napoleone, gli austro-ungarici, i sabbaudi e adesso con la Repubblica Italiana. È stato fregato a noi autoctoni veneti, perché vedete, quando parlate di legittima difesa, io vorrei parlare da un altro lato di legittima difesa, perché oltre la legittima difesa di difenderci in casa propria, ci potrebbe essere la legittima difesa contro chi spaccia droga, contro il business degli scafisti e degli extracomunitari, perché se non ricordo male nel 91-92 furono gli imprenditori a chiedere tanta manodopera extracomunitaria che poi il politico ubbidì all'imprenditore e portò qui tanta manodopera straniera che poi lasciò sul territorio e che adesso viene scaricata, ahimè, purtroppo, proprio nella popolazione autoctona, che come legittima difesa non ha altro che portare le istanze davanti a chi? A dei politici che hanno le orecchie eturate di prosciutto? Davanti a chi? Benissimo, grazie. Chiedo a voi di dare risposta a questa mia domanda. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a lei signora Michela. Abbiamo recuperato anche la signora di Mestre di prima. Buonasera signora, allora, ci sente adesso? Sì, la sento, buonasera. Prego, buonasera. Il suo nome gentilmente, scusi? Allora, io volevo dire una cosa semplicissima, e mi sembra che come classe politica che si deve mettere a legiferare, mi scusi, mi lascia un po' di imbarazzo.
non mi sembra neanche in grado di scrivere. Adesso mi vengono a dire che tolgono la parola notte, sì, che va tutto bene. Oltretutto poi al di fuori del governo che legifera, giusto, che poi faccia leggi buone o non buone, questo è un paio di maniche. Poi Renzi dice no, non va bene, bisogna cambiare, per fortuna c'è il Senato che lui voleva abolire, e però io mi chiedo a che titolo dice queste cose, scusate se mi permetto, e comunque sia, a me, io un'arma non ce l'ho, non la voglio avere, io vorrei solamente oddio, adesso mi sfugge la parola, che si legiferasse per avere la certezza della pena e anche aggredirla questa certezza della pena, nel senso che sia come deterrente, perché io di armi non ne voglio, non voglio sparare, però voglio essere difesa dallo Stato io, più polizia, però la certezza della pena, quando li prendono non possono essere fuori dopo 2 ore. Questo io certo. mi chiedo, perché se vengono qui come sono già venuti, non li prendono, se li prendono sono già fuori. Certo. Se mi permette però vorrei dire una cosa sull'Alitalia, molto breve. Sì, prego, adesso ne parliamo. All'inizio che parlavate anche di Alitalia, io vorrei fare una domanda. Siccome per l'ennesima volta si sta difendendo questa Alitalia, noi con le nostre tasse mettiamo soldi ancora in Alitalia, nonostante sia un'azienda privata. Allora io voglio farvi una semplice domanda: quante aziende private di media e piccola grandezza sono fallite perché lo Stato non le ha pagate? E quanti lavoratori sono rimasti a casa? Perché ci si appella sempre ai lavoratori e agli utenti che rimangono a terra. Allora io vi chiedo, quante aziende private, medie e piccole, hanno chiuso e quanti lavoratori sono rimasti a casa perché lo Stato non ha pagato quel che doveva loro? Ecco, benissimo. Una semplicissima domanda. E vi grazie. Adesso buonasera. le rispondiamo tra poco, che affrontiamo proprio la questione all'Italia. Allora, io direi che possiamo rispondere alla signora dopo la pubblicità, direi, così entriamo nel merito anche del tema del lavoro e inizialmente di Alitalia. Quindi abbiamo un brevissimo break, ma non andate via, appena rientriamo affrontiamo allora la questione Alitalia e poi anche la questione 1° maggio, lavoro, giornate festive e quant'altro. A tra poco.